L'ultima giornata del girone C di promozione regala un anticipo infuocato del play-out. L'Atletico Messina travolge l'Atletico Catania con un netto 5-0 e mette le cose in chiaro in vista dello spareggio salvezza. Partenza a ritmo altissimo dei padroni di casa che nei primi minuti spingono forte e si presentano per ben 4 volte davanti alla porta avversaria, senza però trovare il gol, complice anche le ottime parate del portiere catanese Pandolfo. Dopo aver retto l'urto, gli ospiti provano a reagire, l'occasione capita a Foti ma la conclusione sorvola la traversa. Sul ribaltamento di fronte arriva un episodio chiave, l'Atletico Messina trova il gol ma tutto viene annullato per fuorigioco. Il vantaggio però è solo rimandato, una disattenzione del portiere Pandolfo spalanca la porta a Bainotti che deve solo spingere in rete il pallone dell'1-0. Nella ripresa il copione non cambia, l'Atletico Messina riparte all'attacco e sfiora subito il vantaggio con la Malfa che di testa manca il bersaglio. Dall'altra parte risponde l'Atletico Catania ma il tiro sfiora soltanto il palo alla sinistra di Calabrese. È il preludio al dominio finale dei biancoazzurri, il 2-0 arriva con Signorino che dal limite lascia partire un sinistro preciso che batte Pandolfo. Passano pochi minuti e arriva anche il tris, Tutino calcia di destro e firma il 3-0. C'è spazio anche per una nota di futuro esordio tra i pali per il classe 2005 Cristiano Bancheri che prende il posto di Calabrese. Nel finale ancora show dei padroni di casa, Parisi firma il poker ribadendo in rete una conclusione di De Natale. Poi Tiano mette il sigillo definitivo con un sinistro incrociato che vale il 5-0. Finisce così l'Atletico Messina, chiude terzultimo a quota 27 punti, mentre l'Atletico Catania resta penultimo con 15 e saranno proprio loro tra pochi giorni a giocarsi tutto nello spareggio play-out per la salvezza.